Socchini belli, buonasera! Allora, io questa sera voglio spezzare una spiegazione a favore mio e, se vi piace, anche a favore vostro. Perché? Molti di voi in privato mi scrivono: ma perché fai video in napoletano? Questo napoletano così stretto? Noi non ti capiamo, non riusciamo a capire bene quello che dici, vorremmo capire di più, eccetera, eccetera. Metti queste parole che non si usano più e compagnia cantante. Cominciamo col dire una cosa: questo fatto, secondo me, è un fatto buono. Mi fa piacere, sono contento che voi mi facciate questo tipo di domande, questo tipo di obiezioni, se vogliamo, perché vuol dire che siete interessati a capire che cosa dice questo cretino che sta dall'altra parte della telecamera, quindi già è una cosa buona. Mo, le motivazioni per le quali io i video li faccio in napoletano fondamentalmente sono due. La prima è una motivazione che più semplice e più banale non ce n'è. Io faccio i video in napoletano perché io sono napoletano. Quindi non potrei fare i video in un'altra lingua, perché la mia lingua è il napoletano, va bene? Oh. L'altra motivazione è un pochettino più complicata da spiegare. Siccome non sono tanto capace di spiegarvela quest'altra motivazione, vi faccio un esempio pratico, così secondo me ci capiremo. Facciamo finta che io voglia far dire al personaggio femminile gay che io faccio, che si chiama Chantal, una frase in italiano, che è la seguente. Hai visto? Per colpa tua, a causa del tuo lungo ed esagerato indugiare, ci hai messo in condizioni che abbiamo perso entrambe le opzioni disponibili. Ok? E questo è l'italiano. È semplice, è chiaro, è comprensibile. Mettiamo il caso invece che Chantal volesse dire la stessa cosa, però in lingua napoletana. Direbbe: hai visto? Tanto che hai fatto a me persa a Filippo Panare, se ci sta salute! Ora, la sentite la differenza? Come spiegarvi? Cioè, è nata cosa. Significa la stessa cosa, però è nata cosa. È più breve, è più immediata, fa più effetto, c'ha un'altra musicalità, c'ha un... come dire, immaginatevi che quando escono le parole dalla bocca ci sia una sorta di linea, una sinusoide, mi pare che si chiama così, ricordi antichi del liceo, sono sempre stata una chiave che matematica, aritmetica e roba varia. Comunque la sinusoide mi sembra che sia una linea rotonda, no? Immaginatevi una linea curva. Immaginatevi che le parole che escono dalla bocca facciano una linea curva nell'aria. Questa linea curva in napoletano ha una forma diversa che non può avere quando parli in italiano. Perché fa in italiano invece una cantilena che non fornisce mai. Cioè, questa è la motivazione. Non so se è chiaro, è un fatto che bisogna sentire ad orecchio, una sorta di musicalità. Quindi questi sono i motivi per cui i video li faccio in napoletano, perché così li so fare. Ma per esempio, che vi posso dire, se fossi nato in Emilia Romagna magari potrei fare il video con l'accento romagnolo, ma non lo posso mica fare perché non va bene, non sono romagnolo, mi viene fuori una cagata bestiale. O per esempio se fossi nato nelle parti alte d'Italia, quelle parti lì dove ci sono le montagne alte che fa tanto freddo, magari potevo parlare con l'accento così, ma non va bene, mi pare una brutta copia ruga bib, capito? Oppure, che ne sacci, se fossi nato a Bari, per esempio a questo vi potevo parlare con l'accento barese, no? Potevamo parlare delle orecchiette con le cime del rap, una frase barese troppo bella. Cincinamashi chamanin, cincinamashi non ci si miscen. Che in italiano, se non mi sbaglio, significa semplicemente se dobbiamo uscire, usciamo, se non dobbiamo uscire, non usciamo. Non lo so se l'ho detta bene. Baresi all'ascolto, correggetemi. Così come per esempio se io fossi nato e cresciuto a Catanzaro, abbiamo potuto fare i video con l'accento catanzarese, no? Vi poteva parlare pure con l'accento catanzarese, ma non potremmo chiacchierare, se io mi era una cosa, facciamo buono o non facciamo niente, che andiamo a rubare e ne pigliamo un caffè, potremmo parlare quanto volete, però se la vi era facciamo la buona, no? È chiaro, va giù. Quindi è un vestito che non mi starebbe bene addosso, per forza già parla napoletana, e poi io questo personaggio del femminile l'ho visto proprio nella realtà a Napoli, cioè l'ho visto con gli occhi miei, cioè, come faccio a lo fare diversamente? Così l'ho visto e così lo faccio. Va bene? Allora facciamo così. Io li continuo a fare in napoletano se a voi vi sta bene, perché così li so fare. Quando voi non capite qualche cosa, voi me lo chiedete. Sì, sono capace, ve lo spiego, così impariamo una cosa. Poi se volete potete pure spiegare nel vostro dialetto quello che volete dire o quello che io ho detto in napoletano, voi lo ripetete nel vostro dialetto. Secondo me tutti i dialetti, tutti gli accenti dovrebbero essere studiati a scuola, perché comunque rappresentano una cultura, sono importanti. Poi non voglio fare quello che dice la lingua napoletana è famosa in tutto il mondo perché le canzoni sono conosciute anche agli antipodi, è la lingua di Libero Bovio, di Ferdinando Russo, di chissà chi là, di Edoardo De Filippo, eccetera, eccetera. Perché pare che uno poi si può sparare il posto, diciamo, no, cioè si vuole dare delle aree, non mi voglio dare delle aree, però se noi napoletani ce l'abbiamo questa cultura qua, che ma fa la maità, ce la pigliamo, no? Ognuno si pigliasse la sua e facesse proseliti, diciamo, con la sua cultura di origine.
Questo è quello che vi volevo dire. Ve l'ho detto, penso di essere stato chiaro, quindi cercammo di capire, divertiamoci in tutto questo. Non so se siete già andati in vacanza, se ci andrete, se non ci andrete. Buona serata e buone vacanze a tutti. Se non andate in vacanza, buon lavoro a tutti. Statevi bene, alla prossima. Ah, a proposito, la prossima volta, non so se già ve l'ha detto, possiamo parlare del perché a Napoli si usa l'espressione perdere a Filippo Panara, per esempio. Da dove deriva questa espressione e che cosa significa? Perché Filippo è notonino? Boh, chi lo sa. Statevi bene.